Ciao ragazzi, oggi vi racconto una storia di vino, ma ve lo dico subito, non è una storia come tante altre. Innanzitutto per la zona, perché non mi trovo in collina o in un territorio super vocato alla produzione di uva e quindi di vino. Sono a Legnago, nella pianura veronese, una terra tradizionalmente di allevamenti e di seminativi, soprattutto in passato, oggi invece è anche terra di vivaismo e di coltivazioni intensive. Ma per i passarini di Vangadizza di Legnago, questa è sempre stata terra di vino. Inizialmente con il nonno Guido che lo coltivava la vite soprattutto per la produzione e il consumo di casa. E poi col figlio Luigi, che divenne enologo alla fine degli anni 50. Lui, qui di Vangadizza, diventa enologo e decise di cominciare seriamente a fare vino. Insomma, aveva già intravisto un futuro, anche se partito da radici comunque fortemente contadine. Questa stanza è quella che in dialetto viene detta il camaron, è praticamente il fulcro di tutta la casa e il fulcro di tutta la vita, soprattutto della casa. Io sono cresciuto qua, sono nato qua e cresciuto qua. Qua dentro c'è tutta la tradizione della nostra famiglia. Quando è stata ristrutturata la casa, questa camera, il camaron, è rimasto tal quale proprio per volontà del nonno, perché qua si sentiva il calore della casa. Qua si viveva comunque tutti i giorni, qua si raggruppava tutta la famiglia, allora esistevano delle famiglie anche abbastanza numerose. Si stava qua, si accendeva il fuoco e davanti al fuoco si raccontavano storie, si mangiava, si beveva soprattutto perché già allora un po' di vino lo producevamo. Papà ha iniziato a fare vino ormai più di 50 anni fa. Questa appunto non è mai stata una zona dedita alla coltivazione della vite e soprattutto alla produzione di vino. È stata la caparbietà e la lungimiranza del papà e soprattutto anche la sua passione che aveva per il vino che un passo alla volta è riuscito a creare quello che attualmente è una realtà che comunque rimane quasi unica nella zona e comunque che fa dei bei numeri. Naturalmente i vigneti di adesso non sono quelli di 30, 40, 50 anni fa e quindi anche il sistema di raccolta è cambiato e Gianfranco ha scelto la raccolta meccanizzata che è sicuramente agevolata dalla regolarità del terreno. Ma non è solo questo. La scelta risponde anche a un criterio produttivo ben preciso: ottimizzare i tempi dal momento della raccolta a quello della lavorazione in cantina, che in questo caso sono ridotti veramente al minimo, limitando di conseguenza anche il rischio di ossidazione, evitando quindi anche di pregiudicare in qualche modo la qualità del vino che se ne otterrà. Ma non è tutto, perché Gianfranco ha fatto anche un'altra scelta. Il vino che produce lui è un vino vegano. E allora uno potrebbe chiedersi, ma il vino nasce da un elemento vegetale che è l'uva, quindi dovrebbe essere vegano di default? Non è così. Verrebbe da pensare di sì, che essendo un prodotto comunque di origine vegetale non ci si immagina che ci possono essere dentro delle sostanze di origine animale. Però durante la produzione del vino normalmente si utilizzano sostanze di origine animale e soprattutto in una fase ben precisa che è la fase della chiarifica, cioè della pulizia del vino, dopo la prima fermentazione, cioè dopo il passaggio da mosto a vino. Non usiamo albumina, non usiamo caseina, non usiamo gelatina. Perché questa scelta, Gianfranco? Diciamo che è stata una scelta, più che altro inizialmente è stata una richiesta del nostro importatore inglese che a sua volta aveva delle richieste per questa tipologia di prodotti e mi ha interessato, ma mi ha un po' incuriosito questa tipologia di prodotti, o meglio questa tipologia di mercato. E per cercare di diversificare un po' la produzione abbiamo adottato questa tecnica di produzione. È dal 2017, quinta vendemmia. La difficoltà più che altro nella produzione di vini vegani
Al di là insomma, della fase di chiarifica che comunque i prodotti di origine animale vengono sostituiti con altri prodotti, utilizziamo quasi esclusivamente la bentonite, che praticamente è un'argilla, ma la difficoltà al di là di questo sta nella produzione in campo, perché non possiamo usare anche lì prodotti di origine animale, soprattutto nel momento della concimazione. Quello che potrebbe essere più, diciamo, tra virgolette, naturale, ad esempio il letame, non lo possiamo utilizzare. Utilizziamo altri prodotti, comunque organici, ma sempre di matrice vegetale. I vitigni coltivati da Gianfranco sono vitigni classici internazionali, quindi il Cabernet Sauvignon, il Pinot Grigio, il Pinot Bianco, il Merlot, una piccola parte di Corvina che è di recente piantumazione, perché il suo è un mercato anche vocato all'estero, dove i suoi vini sono particolarmente apprezzati. Ma il richiamo alle origini contadini c'è sempre, soprattutto in quel vino, il bianco del contadino, che ti invita ad assaggiarlo solo per il suo nome. Il vino bianco del contadino è un vino molto semplice, è un vino frizzante, è un vino a rifermentazione naturale, è stato il papà a farlo ed era nato allora con la rifermentazione in bottiglia, quello che un po' sta tornando di moda anche adesso. E il vino aveva il suo fondo nella bottiglia che quando si versava si intorbidiva, ma attualmente lo facciamo sempre con le stesse uve, sempre con la stessa tradizione, ma con la rifermentazione in autoclave, e quindi il vino rimane comunque sempre limpido. Abbiamo mantenuto il nome e abbiamo mantenuto soprattutto l'etichetta negli anni, perché è il prodotto con cui mio padre ha iniziato a fare vino. Gianfranco, quanto è buono il profumo del mosto? È il profumo della nostra storia. La storia di questa famiglia, la famiglia Passarini, giunta con Gianfranco alla terza generazione. Io vi ringrazio per avermi reso partecipe di una cosa apparentemente insolita, perché la viticoltura nella pianura veronese non è una tipicità così diffusa, ma come la fa Gianfranco con la sua filosofia, secondo me ha un futuro veramente importante. Grazie. Il bicchiere ce l'abbiamo solo io e te perché siamo maggiorenni, l'Annalisa ci scuserà, ma dopo temo la sorpresa. Ciao ragazzi!